queste corna. Apriamo l'intervista a Luca Parlatini, che forse sono le corna per dire dopo 4 sconfitte di fila, oh, ce l'abbiamo fatta, Siamo tornati a respirare, avevamo trovato gioco nella partita scorsa con Costa Volpino che purtroppo non ci ha fatto portare a casa nessun punto, nonostante meritavamo qualcosa di più. Oggi abbiamo giocato bene. Loro hanno sofferto un po' troppo, mi aspetto una partita differente al ritorno, nel senso che combatteranno molto di più secondo me. Noi stiamo piano piano iniziando a macinare, a trovare automatismi, a trovare intese e quindi fa ben sperare per il proseguo. in maniera scaramantica, possiamo dirlo così. Non sembra che i derby siano le occasioni per chiudere le strisce negative, perché all'inizio campionato con l'Atta avete chiuso una striscia negativa e oggi con l'Argentara avete chiuso un'altra striscia negativa. Sì, sono circostanze fortuite, ma probabilmente sia con l'Atta che con l'Argentario sono stati 2 derby che abbiamo giocato molto bene. C'è un po' di motivazione in più nel giocare queste gare, per quello che si è visto. A noi servivano i punti, li otteniamo grazie a un gioco di un certo tipo che sta iniziando a macinare, a venire. Ecco, a proposito dei punti macinati, con questi 3 punti che in questa giornata di recupero siete tornati a pari merito con Crema, ma con una partita in meno ancora da disputare, quindi siete in piena lotta per salvarvi, se non adesso che siete in lotta a salvezza. Quindi il prossimo derby con Argentario, che sarà sabato, può essere ancora un tassello importantissimo per la salvezza. Probabilmente noi per salvarci abbiamo bisogno di 4 risultati utili. Questo era uno, ne dobbiamo fare altri 3. Quindi ogni partita dobbiamo andare lì con la testa per portarla a casa e per cambiare la posizione che abbiamo in classifica. Grazie Luca, in bocca al lupo. A te, crepi il lupo.